Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tantissima cronaca anche in questa edizione. Partiamo da un fatto di sangue davvero molto grave, una 34enne che è stata accoltellata dal compagno davanti al figlio di appena 8 mesi. Il dramma è avvenuto a Verona nella tarda mattinata di ieri. La polizia ha arrestato l'uomo per tentato omicidio. La donna è grave in ospedale, ha lottato per difendersi. Prima le urla, poi le coltellate, la lotta disperata della donna è il marciapiede sotto l'abitazione di via Montorio che si macchia di pozze di sangue. A terra una mamma di 34 anni, accanto nel passeggino il figlio di appena 8 mesi. A poca distanza, ancora con la lama in mano, il compagno 29enne della donna. È un passante sconvolto a dare l'allarme alla polizia. Sono le 11:30 in Borgo Venezia, a Verona. Venite, hanno appena accoltellato una donna in strada e c'è anche un bambino. Volanti e SUEM arrivano in fretta lungo la via davanti all'edificio dove vive la famiglia africana originaria del Benin. La 34enne respira ma è molto grave, ha subito più di un fendente, soprattutto alla schiena. I sanitari la medicano sul posto e la portano d'urgenza in ospedale a Borgo Trento in condizioni critiche, mentre il piccolo di 8 mesi, fortunatamente illeso, viene affidato ai servizi sociali. Intanto gli agenti bloccano il compagno rimasto sul luogo dell'aggressione, a sua volta ferito alla mano. Durante l'attacco la donna, nel tentativo disperato di difendersi, è riuscita per un attimo a sfilare il coltello all'uomo colpendolo tra le dita prima di soccombere. Cosa abbia scatenato la violenza cieca è da accertare. Il 29enne, arrestato per tentato omicidio, è rimasto muto per ore in questura. Fortunatamente la donna, pur grave in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita, ma solo quando si riprenderà potrà raccontare i terribili istanti precedenti a quello che poteva trasformarsi nell'ennesimo femminicidio in un Veneto che ha pagato un tributo già altissimo su questo fronte. La notizia che giunge da Verona riapre interrogativi sociali e situazioni già provate in moltissimi altri casi, è il commento del presidente della regione, Luca Zaia. Interrogativi che continueremo a vivere finché non si sarà realmente affermata la cultura del rispetto e con essa la fine di ogni mentalità che spinge certi uomini all'aggressione contro le donne. Servizio di Nicola Zanetti. Intanto torna ad alleggerirsi la posizione di 2 dei 3 indagati per la morte di Shinpei Tominaga. Siamo a Udine. Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza del GIP con cui si contestava a Daniel Wedam e Abdallah Jumah il concorso in omicidio preterintenzionale con Samuele Battistella e la morte dell'imprenditore giapponese che era stato picchiato in centro a Udine nel corso di una rissa. Nuovo colpo di scena nel caso Shinpei Tominaga. Il Tribunale del riesame di Trieste ha annullato l'ordinanza del GIP di Udine Silvia Carlotta nella parte in cui accoglieva la richiesta del PM Laura Collini di nuova imputazione per Daniel Wedam e Abdallah Joumah, rispettivamente 19 e 21 anni, di concorso morale in omicidio preterintenzionale, aggravando dunque la responsabilità dei due. Con la decisione del GIP cade la nuova accusa e la posizione dei ragazzi assistiti dagli avvocati Maccarrone e Galletti si alleggerisce rispetto a quella di Samuele Battistella, esecutore materiale del pugno sferrato al volto di Tominaga, provocando nella caduta la morte. L'accusa di omicidio preterintenzionale rimane al momento solo per lui. Secondo appunto il Tribunale del riesame non può contestarsi, o comunque diciamo così che non ravvede anche il Tribunale del riesame i presupposti per questa nuova contestazione. Che ne sarà ora dei 2 ragazzi? Restano intanto ai domiciliari con braccialetto elettronico come conseguenza del reato di lesioni gravi contestato ad entrambi. Inizialmente erano tutti accusati anche di rissa aggravata, ma questo reato era caduto già in sede di primo riesame, quando fu stabilita la scarcerazione di Wedam e Joumah e disposti i domiciliari. Battistella invece resta in carcere, avendo deciso di non tentare la via del Tribunale della Libertà e attendere in cella il processo. Non c'è stato nessun tentativo di avvicinare i parenti di Shinpei Tominaga per chiedere perdono e per rammaricarsi di quanto accaduto in quella tragica notte tra il 21 e il 22 giugno. Il ragazzo sta iniziando soltanto adesso a riprendersi per quanto possibile, ovviamente, da questa tragedia. Sicuramente io ne parlerò, ne vedremo, ma come dicevo è una cosa che deve essere assolutamente spontanea. La partita però non si chiude qui. Il PM potrebbe riproporre l'aggravamento dell'accusa se dovessero emergere nuovi elementi dalle indagini. Il Tribunale della Libertà
ha comunque già sconfessato questa linea da parte della Procura. E questa era la nostra redazione di Udine. Adesso andiamo nell'Alta Padovana, dove è stato fermato dai carabinieri un 17enne che a una sagra ha aggredito un ambulante di 79 anni. I carabinieri di Carmignano di Brenta hanno arrestato un 17enne a Facca, nel comune di Cittadella, durante la sagra del paese. È accusato di minacce, rapina e lesioni personali ai danni di un commerciante ambulante di origine marocchina. Tutto è successo nella notte del 4 agosto nella frazione della città murata durante il Facca Summer Fest. Il giovane ha avvicinato l'ambulante, l'ha minacciato e percosso per poi portargli via il marsupio con i suoi effetti personali e 140 euro in contanti. Il giovane si è poi allontanato. La scena però non è sfuggita a un passante che, mentre lo seguiva, allertava gli uomini dell'Arma che, giunti sul posto, hanno fermato il ragazzo in flagranza di reato e l'hanno accompagnato al centro di prima accoglienza di Treviso. L'ambulante, 79enne, è stato portato al pronto soccorso di Cittadella, dove sono state curate le lievi ferite riportate. Sono 3 i padovani denunciati per la rissa in uno stabilimento di Gallipoli. Per 2 di loro è arrivato un provvedimento di allontanamento dai locali pubblici della città pugliese. Sono 2 ventenni. Daspo urbano per 2 dei 3 giovani padovani coinvolti nella rissa sulla litoranea di Gallipoli, provvedimento che vieta loro di accedere a tutti gli esercizi pubblici della città pugliese per un periodo di 15 mesi. In totale sono 8 le persone denunciate, 3 giovani padovani e 5 addetti alla sicurezza del Lido Zen sulla litoranea di Gallipoli. Secondo quanto accertato dalla polizia, la rissa è scoppiata tra 2 gruppi di giovani, uno dei quali proveniente dal Veneto, per alcuni apprezzamenti rivolti a delle turiste della provincia di Padova. All'arrivo dei poliziotti, uno dei 2 gruppi era fuggito e sono stati denunciati una 22enne, un 27enne e un 29enne padovani, oltre che 5 addetti della sicurezza del Lido. Il 22enne e il 27enne hanno riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Andiamo in diretta adesso a Cabalbi a Venezia perché sta parlando l'assessore al bilancio Francesco Calzavara e c'è uno scontro sull'IRAP, cioè su questa imposta che la Regione del Veneto starebbe per aumentare. Sentiamo in diretta l'assessore. Si applica alle aziende, riguarda circa 100.000 aziende del mercato che secondo il lavoro che stiamo facendo verranno applicate delle addizionali diverse tra loro, alcune per la maggior parte dello 0,10%, altre, quelle che riteniamo siano maggiormente impattate dalla vista ambientale e in alcuni casi sono anche benefici rispetto a opere che sono state fatte nel corso degli ultimi anni, un'addizionale dell'1,50%. Come si calcola l'addizionale IVA? Ho trovato una serietà a spiegare. È il fatturato meno le materie prime, meno gli ammortamenti, meno i compensi per le prestazioni libero professionisti, a cui si applica il 3,90%. Meno gli ammortamenti e meno per chi ha compensi la prestazione. Forse ci siamo. Un attimo solo. A questo si applica questa si applica un'addizionale per tutti fissa del 3,90%. Ogni regione ha poi la possibilità di aggiungere fino, adesso forse sì, ha la possibilità di aggiungere adesso dovresti fino sentire. 0,90%. Ce l'hai. Leggendo un po' di dichiarazioni in questi giorni, credo che quello in indieremo
terminata la conferenza stampa, cercare di fare anche un po' di chiarezza, insomma, rispetto a quella che è la pressione fiscale che i veneti hanno come cittadini, perché poi chi fa impresa è comunque un cittadino, quindi poi alla fine da qualche parte le tasse le paga. E vi alleghiamo delle tabelle, giusto per darvi una dimensione di regioni a noi vicine e che comunque diventano regioni di benchmark rispetto alla pressione fiscale. Il Piemonte, tra IRPEF e IRAP, incassa 702 milioni. La Lombardia, con un pro capite di 165 euro a cittadino. La Lombardia incassa 554 milioni, con un pro capite di 55. L'Emilia Romagna incassa 440 milioni, con un pro capite di 99. La Toscana incassa 545 milioni, con un pro capite di 149. La Campania 841 milioni, con un pro capite di 150. Sì. Il Lazio incassa 1 miliardo 717 milioni con un pro capite di 300. Il Veneto incassa 34 milioni con un pro capite di 7. Credo che questo dovrebbe, insomma, mettere tranquilli chi si preoccupa della pressione fiscale nel Veneto e che non è mai il momento di mettere tasse, insomma, che una regione che nel corso di questi 15 anni, grazie alla non applicazione di addizionali, ha fatto risparmiare 17 miliardi ai veneti, credo che sia nei numeri e nella capacità di essere riusciti in tutti questi 15 anni, con i vari assessori che si sono succeduti, ma con l'indicazione da parte del Presidente di non applicare l'addizionale IRPEF, dei dati oggettivi sui quali, insomma, sono dati MEF, questi cioè sono dati che sono arrivati freschi dal MEF e sono i trasferimenti per quanto riguarda 23-24. Noi applicheremo, e ripeto, quello che stiamo cercando di fare è un'operazione chirurgica, cercando di partire dai bisogni e dai bisogni trovare le risorse in maniera che si vada a tassare il meno possibile per le risorse che ci occorrono per garantire i servizi che fino ad oggi abbiamo garantito con i bilanci degli ultimi 4 anni, più alcune spese che si sono evidenziate nel corso degli ultimi mesi. E quindi l'idea è di applicare, rispetto ai 184.249 attività produttive, un addizionale per 146.694 di queste allo 0,10, 694 dello 0,10, e alle restanti 37.555 lo 0,50, per un gettito complessivo che sarà intorno ai 45-50 milioni, che è equamente suddiviso tra questi due codici Ateco. Cosa vuol dire in termini pratici poi, perché poi alla fine bisogna qual è la ricaduta. Abbiamo fatto alcune proiezioni, insomma, giusto per dare alcune dimensioni. A un bar, che ce ne sono tanti all'interno di questi cosi, costerà 14 euro in più all'anno. All'anno. A un mini market costerà 30 euro di più all'anno. Il Veneto è fatto di piccole e medie imprese, quindi abbiamo cercato un po' anche di dare qualche dato sulle piccole e medie imprese. A una piccola e media impresa con 1 milione di fatturato l'aumento sarà di 88 euro. A una piccola e media impresa con un fatturato di 5 milioni di euro 438 euro. Questa è un po' annuali. Ecco, questa è la dimensione dell'aumento che riteniamo, insomma, possa essere, credo, sempre difficile da
da approvare, da proporre, da approvare, ma non mi sembra che possa stravolgere i bilanci delle aziende a cui andremo a chiedere un piccolo contributo per cercare di fare cosa. Abbiamo nel corso di questo ultimo anno alcune partite importanti che abbiamo la necessità di andare a finanziare. Abbiamo quella del contributo che l'anno scorso lo abbiamo salvato con una variazione di bilancio all'ultimo, che è il contributo alla finanza pubblica, che ci costa 16 milioni di euro. Abbiamo 8 milioni di euro in più per quanto riguarda le elezioni del 2025, sembra si facciano nel 2025, quindi dobbiamo prevedere il costo delle elezioni, perché non rientrando in un election day vanno a costo della regione. Abbiamo la necessità di finanziare gli ATER, che con la sentenza che in qualche modo vede i comuni richiedere l'IMU sono un po' in difficoltà di cassa, quindi abbiamo previsto altri 5 milioni per quanto riguarda minori entrate, perché di fatto vuol dire che lasciamo i soldi agli ATER che non li riversano integralmente. Ci sono un paio di milioni per tecnicamente si chiamano dei collegati, una serie di iniziative che hanno la necessità di essere finanziate, che va dalle frane dell'ARPA al fatto che ad esempio la Regione del Veneto il prossimo anno ospiterà il Festival delle Regioni, e su questo insomma c'è un finanziamento che deve essere puntuale ma trovato all'interno dei capitoli del collegato. C'è un po' di spese che crescono tra personale e materie prime, quindi riteniamo insomma di riuscire a coprire queste nuove esigenze con l'aumento dell'IRAP. C'è poi la necessità di generare anche un po' di cassa che ci permetta di prevedere il finanziamento per il 25 e per il 26 di 2 opere pubbliche importanti, ma ne parlerà la vicepresidente, insomma, che riteniamo siano attese dal territorio e possono trovare attraverso queste risorse ulteriore slancio, così come andremo a finanziare ulteriori 10 milioni sempre a debito per quanto riguarda gli impianti sportivi, visto che la graduatoria che abbiamo fatto l'anno scorso, poi magari ne parla l'assessore Corazzari, era di 8 milioni, ma le richieste sono state di 18 milioni, quindi abbiamo la necessità di andare a rifinanziare a debito ulteriori 10 milioni. Sulla partita invece pedemontana è una partita che esce da questi bisogni, perché riteniamo, attraverso una soluzione sulla quale stiamo lavorando in questi giorni, ci possa permettere di trovare le risorse adeguate per la copertura del 2024 e le coperture adeguate per il 2025, con un aumento rispetto a quanto preventivato dal piano economico finanziario, dal PEF del terzo atto aggiuntivo, di qualche decina di milioni di euro, non tantissimi insomma, ma non andrà a incidere sulle risorse che vengono generate da questo aumento dell'IRAP. Io direi di aver detto quasi tutto. Assessori, vicepresidente, se avete... No, sul bilancio della sanità. No, ecco, scusate, no, una cosa. Questi servono a garantire, cioè tutte queste risorse servono a garantire la disponibilità discrezionale della Giunta, che in uscita del bilancio l'anno scorso era di 79 milioni e che grazie a queste risorse viene confermata in 79 milioni. Sì. Allora lasciamo la diretta da Palazzo Balbi con, avete visto, l'assessore al bilancio Francesco Calzavara, che ha confermato che ci sarà un aumento dell'IRAP, ma ha fatto alcuni esempi. Un bar pagherebbe 8 euro in più all'anno, un mini market 14, un'azienda
una piccola media azienda potrebbe pagare 80 euro l'anno, quindi ha detto sono risorse che alla Regione servono e ha elencato i versanti su cui queste risorse saranno investite, salvo, ha detto, poi la Pedemontana si troverà un altro meccanismo per finanziare la Pedemontana. Quindi questo è il quadro dell'assessore Calzavara. Ovviamente c'è polemica su questo aumento dell'IRAP, che è l'imposta regionale per le attività, sulle attività produttive. Sentiamo le reazioni che abbiamo raccolto ieri. L'appuntamento è per il 13 agosto a Palazzo Balbi, quando il caldo si farà sentire ben oltre le temperature esterne. Sul piatto c'è l'aumento dell'IRAP, che in queste ultime 48 ore ha scatenato la tempesta economica e politica. Le categorie produttive sono già sul piede di guerra. Bel coraggio alzare le tasse, tuona Confindustria Veneto, seguita a ruota da tutti i settori, grandi, medi e piccoli, ben sintetizzati nelle parole del presidente di Casartigiani Veneto, Franco Storer. Non dobbiamo essere noi a pagare per l'ennesima volta gli errori di programmazione o gli sgambetti della politica romana al Veneto. Sull'aumento dell'IRAP siamo pronti a fare muro. Quasi sicuro però che l'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive diventerà realtà, perché il mantra di Zaia da sempre è non toccare l'IRPEF, ma da qualche parte i soldi in cassa devono arrivare. Una manovra da 40 milioni di euro che per la regione sarebbero ossigeno puro. Rialzo inevitabile, lo definisce lo stesso Zaia. Ora resta da capire di quanto aumentare e partendo da chi. Prima gli assessori indicheranno le loro necessità, poi decideremo, fa sapere l'assessore al bilancio Francesco Calzavara. Ma intanto al fronte delle polemiche delle categorie economiche si affianca quello, se possibile ancora più aspro, delle polemiche politiche. Dopo aver predicato per anni il Veneto tax free, attacca il segretario veneto del PD Andrea Martella, ora per il presidente della regione i nodi vengono al pettine, a cominciare dalla superstrada pedemontana, i cui costi insostenibili Zaia vorrebbe far pagare al tessuto produttivo e quindi anche ai lavoratori, con un colpo di mano agostano che dimostra lo stato di crisi delle finanze regionali. Ma i colpi fanno ancora più male se arrivano da un alleato di maggioranza come Forza Italia. La regione prima genera buchi di bilancio con la Pedemontana per aver firmato un contratto capestro con il consorzio SIS. Ora vuole che quel buco lo paghino le nostre imprese aumentando l'IRAP. Non lo possiamo accettare. È l'attacco del numero 1 degli azzurri in Veneto, Flavio Tosi. Negli ultimi mesi specializzatosi nel tiro al piattello, e il piattello è Zaia. Poco dopo arriva la replica della vicegovernatrice Elisa De Berti. Mi sento chiamata in causa come assessore alle infrastrutture e alla viabilità, commenta. La manovra IRAP nulla c'entra con la Pedemontana. Serve per investimenti in conto capitale, mentre il canone della Pedemontana viene pagato in parte corrente. Basterebbe avere certezza delle basi della norma di bilancio per capire che parliamo di cose completamente diverse. E continua. Chiarito questo, non possono ricordare come Forza Italia, il partito attuale di Tosi, governa con noi questa regione dal 2010 e lui stesso dovrebbe ben ricordare di essere stato assessore regionale quando nel 2006 ha approvato il progetto della Pedemontana. Tutto apparecchiato, insomma, per una delle riunioni di giunta più calde degli ultimi tempi. Servizio di Nicola Zanetti, poi torneremo a Venezia per sentire anche la vicepresidente Elisa De Berti sulle infrastrutture. Avete sentito però dall'assessore Calzavara che la Pedemontana è stata esclusa da questa manovra sull'IRAP, si troveranno altri criteri per finanziarla. Andiamo adesso in diretta a Mogliano Veneto da Francesca Bozza con Simone Merlo per la parte tecnica, perché sono state ritrovate in un'altra chiesa le canne d'organo che erano state rubate l'altro ieri. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo saliti insieme a Simone Merlo, ecco, con le sue immagini potete capire dove siamo. Abbiamo voluto venire proprio a vedere da vicino questo antico organo ottocentesco nella chiesa di San Trovaso di Preganziol, dalla quale martedì scorso i ladri avevano portato via ben 19 canne. Eccole qui, le sta inquadrando Simone, e come hai detto tu giustamente direttore, ieri pomeriggio Manuel Copertino, organista, che aveva raccontato proprio ai nostri microfoni di questi furti, doveva suonare ad un funerale insieme al sacrestano
è andato dietro all'altare maggiore della chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano e dove ci sono gli scatoloni nei quali sono riposti i libri del coro, ha visto spuntare un oggetto metallico, si è avvicinato e quell'oggetto metallico era una delle canne principali dell'organo di San Trovaso. In un sacchetto accanto c'erano le altre canne, queste più piccole che sta inquadrando Simone. Sono state tutto il materiale è stato portato dai carabinieri che hanno potuto identificare e insomma accertare che si trattava proprio delle canne di cui era stato denunciato il furto. Dopo quelle che sono state, una volta sbrigate tutte le pratiche, le canne sono state riconsegnate qui nella chiesa di San Trovaso di Preganziolo, dove questa mattina l'organista le sta sistemando. 3 canne sono danneggiate, cercherà di metterle a posto, mentre la canna principale, una delle canne principali che si trova sul retro, è ammaccata e queste ammaccature resteranno. Però insomma c'è un lieto fine in tutta questa vicenda, le canne sono state trovate, probabilmente, diceva Don Daniele, il parroco di San Trovaso, anche i servizi che hanno raccontato di questi furti, la pressione mediatica ha portato i ladri a decidere di riconsegnare le canne lasciate appunto dietro all'altare maggiore. Restano ancora molte questioni, molti aspetti da chiarire in tutta questa vicenda. I carabinieri continuano il loro lavoro anche per ritrovare le 20 canne rubate dalla chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella a Mogliano, che non sono state al momento ritrovate. Un'ultima annotazione: il parroco di San Trovaso, che aveva annunciato ai fedeli di voler tenere chiuse le chiese proprio per salvaguardarle da ulteriori furti, e l'aveva annunciato attraverso dei cartelli appesi all'esterno delle 2 chiese qui di San Trovaso, ebbene ha detto: mi rendo conto che le chiese vanno tenute aperte, raccogliendo anche quello che è l'appello che era stato lanciato dalla diocesi ieri dalle nostre telecamere, e ha detto: magari studierò una apertura a tempo, un po' come funziona nei cimiteri. Ma al momento insomma qui a San Trovaso si tira un sospiro di sollievo e si festeggia il ritrovamento di queste canne dell'organo ottocentesco della chiesa più piccola di San Trovaso. E dalla frazione di Preganziol è tutto. Io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Francesca Bozza e a Simone Merlo. Andiamo avanti con la cronaca e l'esasperazione di commercianti, esercenti di negozi, di bar, di ristoranti nelle piazze di Padova per l'aumento del degrado e anche l'aggressione recente a un barista. Minacciati, aggrediti, gettati a terra, spray al peperoncino spruzzato sul volto. È successo a 2 baristi di Piazza delle Erbe, una coppia che gestisce un locale da 10 anni. E non è che l'ultimo di una serie di episodi di violenza e degrado ai danni di residenti e commercianti che si dicono esasperati. Arrabbiati a dire poco, stiamo veramente diventando molto infuriati perché non si vede la soluzione a questo degrado, a questa violenza che si usa nei confronti dei cittadini padovani soprattutto. Queste persone che delinquono sono ormai diventati sfrontati, non hanno paura di nulla, di giorno, di notte, cioè loro se hanno voglia fanno, ecco, sicuri che non sono toccati per nulla, e questo deve finire. Nella percezione dei cittadini e dei commercianti, insomma, è una situazione che sta peggiorando, con baby gang o gruppetti di sbandati che imperversano specie nella zona delle piazze e anche durante il giorno. Alle aggressioni si aggiungono poi i furti nei negozi, un fenomeno dal quale è difficile difendersi. Non solo la sicurezza, non lo so, però io dico che qualcosa bisogna fare, maggiore attenzione, maggiore come posso dire, presenza delle forze dell'ordine. Io lo so che è sempre quello, è un ritornello, ma lo dobbiamo sempre dire perché non ci sono. Più controlli, più presenza di forze dell'ordine e di polizia locale anche durante il giorno e più telecamere, queste sono le richieste, oltre all'immancabile certezza della pena, attualmente del tutto insufficiente. Preoccupazione a Valbrenta per il progetto di una centrale idroelettrica che praticamente farebbe saltare tutta l'attività di rafting e di canottaggio, che a Valbrenta è molto importante. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin. Buongiorno direttore, bentrovati qui da Valbrenta, località Valstagna, con Cristian Roque Allende, il nostro ospite Ivan Pontarollo di Rafting Ivan Team. Partiamo Ivan dalle medaglie, 4 medaglie olimpiche sono nate qui.
Sì, dal 92 di Ferrazzi, poi abbiamo avuto Daniele Molmenti a Londra e l'ultima di Giovanni De Zennaro che vale doppio, secondo me. Sì, perché è stata una medaglia quasi in attesa. Si sono allenati qui? Sì, certo, loro fanno parte del centro sportivo del Forestale, ora Carabinieri, a cui ho fatto parte anch'io. E chiaramente hanno costruito questi risultati con grande dedizione. Da atleti di altissimo livello. Di Gennaro, poi avendo alle spalle anche la storia di 2 medaglie dei suoi allenatori, era anche molto difficile, aveva una pressione enorme ed è stato un grande Giovanni a vincere l'oro qui adesso a Parigi. Teniamo conto poi che in un fiume così è ideale anche per l'allenamento, dunque è un territorio che merita attenzione anche da parte delle istituzioni. Talmente ideale che la federazione l'ha scelto come centro di allenamento ufficiale. Sì, le federazioni di canoa di rafting lo hanno scelto come centro federale sia della canoa discesa che della canoa slalom e anche della federazione rafting per le competizioni e per gli allenamenti. C'è un rischio però che incombe, già ci sono 6 dighe centrali idroelettriche a monte del punto in cui ci troviamo, c'è un progetto però che incombe su un tratto del fiume che è utilizzato per questa attività. Sì, è un problema locale che abbiamo perché abbiamo già dato come centrali idroelettriche, ci sono ben 6, di cui una tra l'altro a monte di quelle che dovrebbero fare, produce energia per produrre bitcoin, alimentare i server per i bitcoin, dunque noi non siamo certo propensi ad autorizzare questa nuova centrale idroelettrica perché andrebbe a togliere un tratto di fiume e un tratto di sicurezza per le nostre attività. Sarebbe un problema ovviamente per gli atleti ma anche per le tantissime persone, siamo in piena estate, che qui vengono a passare qualche ora e magari anche a provare che cosa significa andare in canoa, in kayak. Il Ministero dell'Istruzione ci ha dato, siamo come centro di riferimento per i corsi di aggiornamento degli insegnanti. E dunque abbiamo 40.000 ragazzi all'anno che vengono qui e noi dobbiamo lavorare assolutamente con un livello d'acqua che ci permette la massima sicurezza, che sono intorno ai 20, 30, 40 metri cubi d'acqua. Al di sotto non riusciamo a navigare e diventa anche un po' pericoloso per gli atleti. E dunque questo progetto che incombe lo seguiremo. Con Cristian Roque Allende parliamo anche di sicurezza. Ci sono 2 bambine laggiù che stanno facendo il bagno, ma Ivan lo stanno facendo in piena sicurezza. Sì, certo, qui abbiamo la cultura del fiume, tenete conto a livello culturale, noi i nostri nonni portavano 40.000 tronchi all'anno, dunque la Valle del Brenta notoriamente ha un buon rapporto col fiume, non è matrigna ma madre, il fiume Brenta, la natura, e i ragazzi sono abituati e imparano a nuotare qui sul fiume. Chiaramente, contrariamente, bisogna stare attenti e soprattutto avere anche i dovuti posti dove poter anche nuotare o comunque immergersi in acqua. Ecco, quello è un posto in sicurezza perché le bambine credo siano del posto e lo stanno facendo in sicurezza. Con questo è tutto da Valbrenta, direttore a te la linea. Buona giornata. Mirko, grazie molto a te, a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Vediamo adesso ancora a Venezia in diretta il punto stampa dell'assessore Calzavala. Adesso sta parlando il presidente, la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture Elisa De Berti. Sentiamo se parla della Pedemontana. Sentiamo. No, allora, stanziano le risorse, 50 milioni nel 2025 e 50 milioni nel 2026. Sulla bretella di Cortellazzo Veneto Strade è avanti nella progettazione. Bisogna capire. La prima opera che va in gara sarà quella che verrà finanziata nel 2025 e l'altra nel 2026, però non cambia. Dipende se riescono ad andarmi a gara nel 2025 con la bretella di Cortellazzo. I 50 milioni nel 2025 li mettiamo sulla bretella di Cortellazzo, che teoricamente dovrebbe essere così. No, bretella di Cortellazzo. La bretella che va a Cortellazzo stanno studiando anche il potenziamento di via Roma Destra, la strada che va al ponte di Cavallino, ma quello sarà eventualmente un ulteriore intervento. Ok? Quindi 50 milioni sulla bretella di Cortellazzo e 50 milioni sull'allargamento della 308.
Ecco perché io dicevo le risorse a me servono in conto investimento. Sì, accende il mutuo, sì. Tutte e due opere molto richieste dalle associazioni di categoria, molto richieste dal territorio, molto richieste dai cittadini, molto richieste dai comuni, però per fare le opere abbiamo bisogno di risorse. No. Allora, per fare le robe abbiamo bisogno di risorse, ha detto l'assessore De Berti. Qui parlava ovviamente di infrastrutture non della Pedemontana, ma di altri interventi sulla viabilità, la bretella di Cortellazzo in particolare. Torniamo alla cronaca e andiamo con purtroppo un mortale a Portogruaro, caccia al pirata che ieri ha travolto e ucciso un'anziana mentre era in bicicletta. Vediamo. In Veneto, in tutto il Friuli, e caccia al pirata della strada che alle 7 del mattino a Portogruaro ha travolto e ucciso Natalia Cristante, 81 anni, nata a Cordovado in Friuli ma residente a Teglio Veneto, mentre in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la provinciale 93 in via Udine, località Portovecchio, direzione Portogruaro. Ad avvistare il suo corpo riverso a terra a bordo strada, ormai privo di vita, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità all'altezza dello svincolo per la ferrata, un automobilista in transito che ha subito chiamato i soccorsi. Erano le 7:10. Immediato il tam-tam della notizia diffusasi prima a Teglio Veneto, dove l'anziana era molto conosciuta anche per un passato come volontaria in aiuto dei bisognosi, e poi a Cordovado, dove vive tuttora la sorella, come riferisce il primo cittadino di Teglio Veneto. La popolazione è tutta quanta sconcertata per quanto accaduto. La persona appunto è una persona che viveva sola, però era in salute perché appunto circolava sempre in bicicletta. Una morte atroce questa di Natalia, a testimoniarle i segni gialli sull'asfalto dei carabinieri di Portogruaro incaricati delle indagini, segni che evidenzierebbero più ipotesi all'origine della tragedia. La più accreditata al momento, quella secondo cui l'anziana parrebbe essere stata trascinata, poi travolta per circa una decina di metri dal mezzo che l'avrebbe originariamente arpionata ad un piede. Si ipotizza durante una fase di sorpasso di un furgone, se non di un tir. Disposta ora dalla procura l'autopsia, in attesa i carabinieri stanno cercando di dare un nome e un cognome al pirata che, oltre al reato di omicidio stradale, dovrà anche rispondere di omissione di soccorso. L'appello del sindaco Cicuto al pirata della strada affinché si costituisca. Capire chi è stato, che magari chi è stato autonomamente si mette in mano, insomma, vada a sentire le forze dell'ordine. Adesso andiamo a Vicenza, andiamo da Daniele Garbin, perché c'è un grave problema all'ospedale San Bortolo. Aumenta il numero dei parcheggiatori abusivi nei piazzali di questo ospedale che molestano, tra virgolette, gli automobilisti per farsi pagare. Sentiamo. Siamo di fronte all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in prossimità delle due aree di parcheggio a destra e sinistra del nosocomio cittadino. Siamo qui perché riceviamo sempre più spesso segnalazioni da parte dei cittadini che ci raccontano del disagio, insomma, di dover parcheggiare e assistere a scene così di coercizione in qualche modo, soprattutto per quelli più anziani, da parte di parcheggiatori abusivi. Qui ci sono dei gruppi che si radunano proprio dal lunedì al venerdì, soprattutto alla mattina, e cercano, insomma, di farsi dare dei soldi, soprattutto con gli automobilisti più anziani. Ecco, una situazione di disagio per cui spesso viene anche la polizia locale a fare dei controlli, a segnalarli in ogni caso, ma non si riesce a debellarli. Ecco, c'è necessità soprattutto di assistenza e soprattutto trovare il modo per scoraggiare questo comportamento, anche perché qui i soldi ne racimolano, non si parla dai 50 almeno 50 euro al giorno. I cittadini però non ne possono più. Insomma, è un problema che andrebbe risolto, sì, tutto lì.
C'è una presenza scomoda, insomma, qui non dovrebbero stare. Qualcuno di competenza dovrebbe provvedere in merito, insomma. Sono presenti, diciamo di sì, ecco. Sono presenti, nel mio caso non costituiscono un problema in particolare perché me li so gestire, ma mi rendo conto che magari una persona anziana possa essere intimorita da atteggiamenti a volte un po' pressanti, diciamo così. Anche perché se non gli dai qualcosa magari ti fanno qualche dispetto. Spero di no. Le è capitato con conoscenza? No, a me non mi è capitato, perciò non posso dire niente, però lo dicono. Ci sono dei parcheggiatori abusivi che ti indicano il posto che si libera e ti fanno chiaramente capire che in cambio vogliono una mancetta. Questo atteggiamento in qualche modo incute un'estorsione, diciamola così, o no, è un servizio? Perché insomma riceviamo... A volte può essere considerato un servizio, a volte un'imposizione. L'abusivismo non è mai un servizio, è sempre un danno recato alla comunità, questo penso, un pensiero a 360 gradi. Idee per debellarlo, provarci almeno, secondo lei come? Ma fondamentalmente più rete di controllo sicuramente e anche più possibilità per queste persone sia a livello lavorativo sia anche a livello personale. Minacciato no, e se fai la carità come la faccio a uno qualsiasi, do anche 20 centesimi a uno di loro. Certo. Tutto là. Lei cosa pensa? Io guardi, noi adoperiamo il parcheggio che è a pagamento dall'altro lato e non abbiamo nessun problema. Okay. Questa presenza la vede, la nota? Sì, l'ho vista, l'ho percepita le prime volte che sono venuto qui e la trovo un po' invadente, quello sì, però niente di più. Beh, un po' di disagio c'è perché continuano ad inseguire, ma soprattutto li ho visti con certe persone anziane sull'auto, questo sì. In effetti io sono andata in difesa della signora. Davvero? Che brava. Sì. Ecco, manca un po' la sorveglianza secondo lei? Sì, molta. In questo parcheggio sì, moltissima. Beh, il problema è grave nel momento in cui diventa troppo insistenti. Forse va gestito in maniera pacata, magari un giro ogni tanto fare qualche vigile o qualche forza dell'ordine li dissuade da questo atteggiamento che è un po' pesante, quello sì. Grazie a Daniele Garbin e Andrea Benetti per la parte tecnica. In regia oggi ci sono Italo Morao e Francesca Pezzo. Andiamo avanti con le polemiche sull'autovelox e addirittura le denunce dopo Riese e Casale e la volta di Treviso. Sono stati denunciati sindaco, assessore, comandante della polizia locale e prefetto per l'uso di autovelox non omologati. Lo avevano annunciato e lo hanno messo in atto. Altvelox, l'associazione nazionale utenti della strada, ha depositato alla stazione dei carabinieri di Sedico la denuncia per l'utilizzo nel territorio comunale di Treviso degli autovelox non omologati. Destinatari della denuncia il sindaco Mario Conte, il prefetto Angelo Sidoti, ma anche l'assessore alla mobilità Andrea De Checchi e il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Rifiuto d'atti d'ufficio, frode processuale, falsità materiale e ideologica e truffa, i reati ipotizzati nella querela materialmente presentata dal presidente di Altvelox Gian Antonio Sottile Cervini. Per Conte e Sidoti anche la denuncia per diffamazione nei confronti dell'associazione. Dopo Riese e Casale sul Sile è dunque la volta del capoluogo, con il sindaco che replica: sono fiero di questa denuncia ricevuta perché per me significa stare dalla parte della civiltà e della sicurezza. D'altro canto lui e il prefetto sulla questione erano già stati chiari. Non ho nessun problema di andarmi a giustificare eventualmente davanti a un giudice. Ognuno risponde anche alla propria coscienza. Io con la mia coscienza faccio i conti tutti i giorni e non mi trovo in deficit. Sicuri di aver agito nel giusto, malgrado il cortocircuito burocratico dei velox autorizzati ma non omologati che dovrebbe essere risolto, dicono, entro l'estate. I trevigiani dal canto loro non giudicano ma condividono l'obiettivo delle denunce. Alla vicenda bisogna andare fino in fondo. Giusto fare chiarezza e denunciare sì. Secondo me sì. Dopo se denunciare tutti quanti non lo so, però fare chiarezza sì. Io penso che la verità vada cercata in ogni maniera, quindi dopo la denuncia ci sarà un accertamento e in caso sarà scagionato chi è stato nominato colpevole. Potrebbe aiutare a fare chiarezza se nella misura in cui appunto ci fosse qualche violazione. Potrebbe muovere qualcosa sicuramente, poi allo stesso tempo bisogna sempre mettersi da entrambe le parti e valutare rischi pro e contro in generale.
È ovvio che va tutto chiarito, dopodiché a livello di sicurezza va bene, cioè se tutto è chiaro, se tutto è in regola per limitare gli incidenti in strade dove non si rispettano i limiti di velocità va bene, ma tutto deve essere chiaro. Si può fare, sì, può venire il prefetto o il sindaco davanti per fare queste chiarezze. Perché anche le autovelox hanno il suo ruolo, alla fine non sono fatti per niente, hanno il suo ruolo, dopo dipende quanto efficaci sono e se fa il suo ruolo veramente. Se una cosa non è regolamentare va denunciata. Questi commenti dei trevigiani sull'inchiesta riguardante gli autovelox che è partita da Cosenza e si è estesa a tutto il Veneto. Il prefetto di Vicenza sta avviando una ricognizione per verificare tutti gli impianti della provincia. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Strade sicure. A Vicenza c'è una media di 2 incidenti al giorno. Lo dicono i numeri raccolti dalla polizia locale nei confini comunali nei primi 6 mesi dell'anno, da gennaio a luglio. Una tendenza che è in crescita. Se nel 2021 si sono contati 257 sinistri stradali, con in atto ancora alcune restrizioni anti-Covid, nel 2022 gli incidenti sono aumentati a 292, nel 2023 322 e quest'anno 331. Nel primo semestre di ogni anno, dal 2023 a oggi, purtroppo si sono verificati 2 incidenti mortali. Diventa dunque prioritaria la sicurezza stradale, che si fa anche con la prevenzione. Tra gli strumenti più importanti, i controlli elettronici della velocità. A Vicenza è in atto una vera e propria ricognizione per valutare quali installazioni fisse, in città e in provincia, rispondano al nuovo decreto che disciplina la collocazione e l'uso degli autovelox. Il nuovo decreto impone criteri diversi rispetto al precedente e tra questi voglio citare anche la verifica geografica dei tratti di strada dove attualmente sono installate le apparecchiature e i sistemi di rilevazione della velocità. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 chilometro prima dei centri abitati. C'è poi una distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l'altro, così da evitarne la proliferazione. Non si potranno installare autovelox fissi laddove i limiti siano inferiori ai 50 km/h nelle strade urbane e in quelle extraurbane solo se il limite imposto non sia oltre i 20 km/h sotto a quello previsto dal codice della strada. E questo era Carlo Alberto Inghilleri. Torniamo a Venezia subito perché c'è l'assessore Calzavar che sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo. Penso a quello dell'Ater, ad esempio per l'edilizia residenziale lasciamo 5 milioni di euro agli Ater delle varie province, al contributo della finanza pubblica che sono altri 16 milioni e a costi alle elezioni nel 2025 che costano 8 milioni di euro. Quindi c'è la necessità rispetto al bilancio tradizionale che lascia 79 milioni di euro di spese discrezionali degli assessori, un piccolo ritocco per farci finire questa legislatura senza addizionale IRPEF, perché vorrei ricordare a tutti che questa addizionale si applica alle attività produttive, quindi nessuna persona fisica avrà maggiori costi con le addizionali e che ci permette di essere largamente la regione col più basso impatto fiscale in maniera evidente, 7 euro per cittadino in Veneto, 99 euro in Emilia Romagna. Ha detto che dovrà ovviamente passare in consiglio tutto questo e diceva una frecciatina, abbiamo i numeri nonostante una piccola minoranza della maggioranza. Sì, ho letto le dichiarazioni di questi giorni, insomma credo che poi quando le cose si spiegano speriamo possano rientrare e comprendere le necessità. Dispiace vedere figure anche di primo piano che rilasciano dichiarazioni che sinceramente non sono coerenti con il loro percorso di amministratore, visto cosa hanno fatto nel Comune di Verona in termini di addizionali, e che dovrebbero ben comprendere qual è stato lo sforzo da parte del Presidente Zaia in 15 anni di non applicare addizionale IRPEF e far risparmiare ai veneti 17 miliardi di tassazione. Sulla Pedemontana? Sulla Pedemontana ci stiamo lavorando, costerà qualcosa in più almeno per i primi anni rispetto al piano economico finanziario presentato, non sono cifre disastrose,
costa qualcosa in più, stiamo cercando di trovare le coperture in modo che possa in qualche modo farmi anticipare quell'idea di una holding autostradale che mette insieme autostrade e superstrada e che possa vedere delle risorse generate all'interno del sistema veneto andare a ripagare quelli che possono essere in questo momento l'aumento dei costi, ma noi confidiamo naturalmente che al pari ci sia nel corso dei prossimi anni anche un aumento del traffico e che quindi quel disavanzo possa gradualmente scendere. Facciamo l'assessore De Berti. Sì, grazie. Grazie molte a Federico Fusetti e a Sandro Ponchio in diretta da Venezia, poi eventualmente ci torneremo. Vediamo ancora la cronaca, purtroppo un altro schianto nella notte a Santa Maria di Sale, morto un automobilista di incidente in via Cavinna. L'auto è andata fuori strada finendo poi in un fossato a ridosso di un ponticello, inutili i soccorsi. La vittima aveva 61 anni e non passa giorno senza che si debba aggiornarvi sui tantissimi incidenti sulla strada. Degli incidenti si parla, come anche abbiamo sentito prima la polemica sugli autovelox. Abbiamo chiesto ai vicentini che cosa ne pensa. A proposito degli autovelox, amati o odiati, sono troppi, vanno inseriti soltanto nelle strade più veloci, cosa ne pensa? No, gli autovelox come concetto è giusto, logicamente non deve essere qualcosa che poi va a danno dell'automobilista, insomma, quindi deve essere qualcosa che aiuta, serve ad aiutare le persone a evitare che ci siano incidenti, non solo un mezzo per prendere soldi da parte delle amministrazioni. Ecco, questo è il concetto secondo me principale. Autovelox sì, no, se sì dove, utili, troppi? Nelle strade principali sicuramente, però noi vediamo sfrecciare macchine ad altissima velocità anche in vie del centro, insomma, noi abitiamo a San Marco ad esempio e bisognerebbe che ci fossero dei dissuasori di velocità, ma nonostante tutto comunque la gente va troppo veloce. Vanno messi nelle strade più pericolose, sono certamente troppi perché indubbiamente sono serviti molto a fare cassa. E secondo lei servirebbe un po' di educazione civica in più, magari da fare nelle scuole, di educazione stradale? Beh, credo che male non farebbe. Almeno vicino ai luoghi più frequentati sicuramente, perché le scuole, per dire, ospedali. Forse sono troppi, però. Dove li metterebbe? Soltanto nelle strade più veloci? Dove? No, dove ci sono pericoli per i bambini, per le scuole, dove ci sono tanti attraversamenti. E secondo lei servirebbe anche un po' di educazione stradale in più? Tantissima. Sono tanti che servono a far cassa perché sono in posti che non vanno bene, però diciamo in altri posti dove dovrebbero metterli non li mettono. Questi erano i vicentini sugli autovelox. Torniamo a Venezia, c'è ancora l'assessore De Berti intervistata, vediamo. Dall'altra parte, ma di fare in modo che l'opera venisse sbloccata anche con scelte impopolari. L'opera oggi è finita, è interconnessa con il sistema autostradale, il traffico sta crescendo, sta diventando veramente la quarta e la quinta corsia della Brescia-Padova in quella che è la parte, diciamo, da Montecchio verso est. Se ne è capito l'utilità, perché anche chi la contesta, lo voglio dire, la utilizza. Quindi contestarla, ma poi utilizzarla quando fa comodo, fa anche abbastanza sorridere. Quindi la pedemontana è utile, è un'infrastruttura necessaria, va vista in un panorama infrastrutturale di cui il Veneto ne aveva bisogno. Se cominciamo magari a non vederla più come il demone, ma vederla come un'infrastruttura che dà risposte, dà un servizio al territorio, forse facciamo anche un servizio ai cittadini e allo sviluppo dell'infrastruttura stessa. Abbiamo colto le ultime battute dell'assessore De Berti sulla pedemontana che non sarà finanziata attraverso l'aumento dell'IRAP, l'ha detto poco fa l'assessore al bilancio Francesco
Calzavara. Torniamo alla cronaca a Vicenza. Viustel imbottiti con degli aghi da cucito. La segnalazione dal quartiere San Pio X è arrivata da chi porta a spasso i cani lungo la ciclabile e ha avvistato i bocconi. Una passeggiata con il cane a guinzaglio, quando la padrona si accorge che il suo amico a quattro zampe sta annusando un boccone a terra. Da lì, controllando, vede che si tratta di un viustel con all'interno piantati degli aghi da cucito. Il tutto è successo lungo la ciclopedonale che da via Marasca porta in via Giuriato. Scattata la segnalazione, che è stata raccolta e postata con foto e commento dalla dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, che oltre ad avvisare le forze dell'ordine dell'accaduto, nel post ha invitato i residenti proprietari di animali nel quartiere San Pio X a prestare la massima attenzione. Saltiamo dalla cronaca alla politica oggi, torniamo a Venezia, sta parlando l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari. La collaborazione tra operatori della pesca, i livelli istituzionali territoriali, in particolar modo le regioni e naturalmente il governo. Siamo pronti sin da subito a lavorare col commissario, al quale auguriamo veramente buon lavoro. È certo che si tratta di un'emergenza che anche quest'anno si manifesta con una gravità estrema e che quindi necessita di risposte anche di carattere straordinario che possono appunto individuare nella figura del commissario quel soggetto che possa darne piena attuazione. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al prefetto Catterino, che tra l'altro conosco in quanto già ho avuto modo di vederlo nell'ambito del territorio della provincia di Rovigo, nell'ambito delle proprie funzioni prefettizie. Grazie. L'assessore Corazzari, si parlava del Polesine, vediamo, adesso torniamo a un video che mostra l'avvicinamento di un lupo che da mesi si aggira lungo il Piave, si è avvicinato anche a dei cani, vediamo. All'inizio pensavo non fosse un cane scappato da una famiglia, perché non era proprio, cioè non è stato aggressivo. E invece poi ho capito che non era un cane di una casa qualunque. Quello che inizialmente a Giuliano Bortoletto sembrava un cane, in realtà era il lupo che da mesi si aggira tra i comuni lungo il Piave, da Macerata a Spresiano passando per Breda. Diversi gli avvistamenti e i video che immortalano l'esemplare. Bortoletto insieme a Celere, il suo pastore australiano, domenica mattina stava facendo la consueta passeggiata quando all'improvviso tra i vigneti è comparso l'animale. Era acquattato, ha fatto tipo un agguato, però ho avuto un po' di paura all'inizio, ma poi si è avvicinato piano piano e non mi ha neanche tanto guardato me, ma si è avvicinato più al cane, sempre tenendo una certa distanza. Si vedeva chiaramente che era impaurito e spaesato. Il lupo dopo qualche minuto si è allontanato e ha proseguito per la sua strada, ma in quel momento stava sopraggiungendo una ragazza con il suo cagnolino di piccola taglia. Siccome la ragazza aveva paura, ho lasciato libero il mio cane e l'ho mandato verso il lupo, in maniera che la ragazza passasse e non venisse disturbata dal lupo. Il lupo, distratto da Celere, si è disinteressato del cagnolino che poteva diventare per lui una preda da colpire, allontanandosi poi verso questa stradina tra i vigneti. Giuliano Bortoletto, che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri, è stato ricontattato dalla polizia provinciale, che ha ribadito quale comportamento adottare in caso di incontro con un lupo. Ci tengo a dirlo, loro mi hanno detto che se capita altre volte di non dar da mangiare all'animale, di non farlo socializzare con altri animali. Ci sono casi di peste suina in regioni a noi vicine, sarebbe un duro colpo per il settore dell'allevamento qui in Veneto. La peste suina è circa 90 km dei nostri confini del Veneto e quindi oggi siamo già in allerta. Già nel 2022 la Regione Veneto ha individuato un piano regionale di intervento urgente per il controllo dei cinghiali, che diciamo i cinghiali sono gli animali che spostano la peste suina e vanno a conteggiare il comparto suinicolo. La peste suina sta arrivando in Veneto, lo certificano i casi che hanno colpito Emilia-Romagna e Lombardia. La malattia, che non è pericolosa per l'uomo ma colpisce gli animali, mette a rischio un comparto molto importante per l'economia regionale.
1.300 sono le aziende suinicole, 800.000 sono i capi. A livello padovano sono circa 210-220 aziende suinicole con redditività e circa 100.000 capi, con volume d'affari complessivo a livello regionale che è intorno ai 300-400 milioni di euro, quindi un comparto importantissimo. E ricordiamo che nel momento in cui un allevamento viene intaccato dalla peste suina, viene chiuso sostanzialmente l'allevamento e l'area contorne per 15 km. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro in regione con le associazioni di categoria e l'assessore competente. Sono state individuate 4 aree tra il Veronese, Padovano e Trevigiano in cui il proliferare dei cinghiali che sono portatori della malattia deve essere controllato. La cosa importante oggi è il controllo dei cinghiali, perché questo è l'aspetto importante. Innanzitutto la Regione Veneto ha individuato 4 distretti suinicoli dove la suinicoltura è più presente. Sono 2 distretti nel Veronese, uno a Padova tra Bassa Padovana e Alta Padovana e uno appunto nel Trevigiano tra Treviso e Padova. Quindi è importante che all'interno di questi distretti ci sia il controllo dei cinghiali e quindi l'abbattimento appunto di questa specie anche molto negativa per quanto riguarda le imprese. Intervista di Francesco Rattai, andiamo in pubblicità e poi torniamo con altra cronaca da tutte le nostre province. Rubate bici di lusso in un negozio di Mestrino nel Padovano, negozio Stefanelli. Vediamo le immagini dei ladri che sono all'interno di questo negozio. Ecco, si vede un'ombra laggiù. Sono entrati usando come un ariete un'auto, sono entrati all'interno del negozio. Vedete che c'è anche un fumogeno, quindi saranno riusciti a portare via 3 o 4 biciclette che però costano ovviamente tantissimo e sono sempre più frequenti i furti di biciclette in quasi tutte le nostre province. Invece sono in carcere a Trieste 3 dei 4 rapinatori che la settimana scorsa erano entrati in azione armati di badili, forche e picconi in 2 sale slot della marca trevigiana e del Friuli. Si tratta di 3 rumeni poco più che ventenni. A tradirli sono stati dei dettagli. Sentiamo Daniela Sizzia. Di ogni soggetto abbiamo ricostruito non solo i connotati fisionomici, ma anche quelli che erano i dettagli del suo abbigliamento, in particolare le uniche cose che diciamo non erano scure di questo abbigliamento erano le calzature. Sono stati i dettagli come la fluorescenza e i marchi delle scarpe indossate a fare la differenza nella complessa attività investigativa che ha portato al fermo di 3 dei 4 delinquenti che nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorsi hanno colpito tra Marca Trevigiana e Udine. 2 le rapine consumate, vestiti completamente di nero eccetto proprio per le scarpe e travisati con dei passamontagna. La prima alle 23:30 alla sala slot Las Vegas di Silea, la seconda circa 3 ore dopo all'Admiral di Remanzacco. In entrambi i casi i malviventi sono entrati in azione armati di forconi, badili e bastoni, così a Silea. Uno è rimasto fermo dentro la sala dicendo appunto ai clienti di non muoversi, altri 2 sono venuti verso l'ufficio dove appunto ci sono le casse, minacciando i clienti che erano qua del banco del bar sempre di non muoversi. Una vera e propria scorribanda, quella del comando, a bordo di un Audi Avant colore argento che non è passata inosservata. È stata fatta un'analisi, vorrei dire, certosina di tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza che siamo riusciti a recuperare. Occhi elettronici che hanno permesso di stabilire la traiettoria della fuga, compreso il mancato pagamento dei pedaggi in acquario
4 diversi gli stratagemmi usati prima e dopo i colpi. Hanno rubato le targhe sia in occasione del primo assalto, le targhe erano state rubate a Roncade, che in occasione della seconda rapina le targhe erano state rubate a Pradamano, in provincia di Udine. L'epilogo il 31 luglio, quando l'auto viene fermata dalla polizia per un controllo di routine ad Aurisina, vicino Trieste. È qui che l'incrocio delle informazioni porta al fermo degli occupanti 3 cittadini rumeni di 22, 23 e 26 anni che forse erano diretti oltre confine. Se il diavolo si nasconde nei dettagli, il ladro stavolta è nelle scarpe. I soggetti che sono stati fermati in provincia di Trieste ad Aurisina erano proprio in possesso di queste scarpe particolari, di queste calzature particolari, ed erano tra l'altro perfettamente identici a livello di connotati fisionomici ai soggetti responsabili delle rapine. Con loro anche 5.000 euro in contanti, più o meno l'ammontare del doppio colpo. Il fermo viene convalidato dal GIP del Tribunale Giuliano. Tutti e 3, 2 di questi con pesanti precedenti, restano in carcere a Trieste. Cerchiamo il quarto complice, ma stiamo cercando anche di allargare le indagini ad altre province, perché siamo abbastanza certi che questi soggetti abbiano commesso altre rapine in altre province del nord Italia. E dalla sindaca di Silea, Rossella Cendrone, è arrivato un grazie alla Benemerita. Ringrazio le forze dell'ordine perché in maniera molto efficace sono intervenuti grazie anche a quelli che sono i sistemi di videosorveglianza e appunto a un attento controllo del territorio per poter mettere fine di fatto alla violenza inaudita di questa banda che è intervenuta qui a Silea ma anche appunto a Remanzacco con grande impatto e con estrema violenza. E quindi davvero importante che siano assicurati alle forze dell'ordine che non possono più nuocere. Vediamo dal Mattino di Padova l'ultimo saluto ad Arianna, morta in auto a 16 anni con i maxi schermi. Ci sarà questo saluto con i maxi schermi in piazza. La studentessa di Conselve ha perso la vita il 29 luglio sulla Monselice Mare. La famiglia ha incontrato il sindaco, si attende il nulla osta per fissare la data del funerale. Un vero e proprio giallo insieme a quello di Alex Marangon, trovato morto sul Piave, ancora si brancola nel buio per così dire, come anche per il delitto della donna uccisa a coltellate a Preganzione. Vediamo la politica, vediamo un aggiornamento, anzi un'inchiesta giudiziaria, la cosiddetta inchiesta Palude, vediamo le novità. Non c'è solo il Comune di Venezia sotto la lente delle indagini della Procura, ma anche le sue società partecipate. Nel registro degli indagati sono iscritti tra gli altri il direttore generale di ACTV AVM Giovanni Seno e Alessandra Bolognin, direttrice generale di Insula e di Ive. E se durante l'ultimo infuocato Consiglio Comunale di Mestre, che aveva sul tavolo la richiesta di dimissioni del sindaco e della sua giunta, avanzata in blocco dalle opposizioni, era stato lo stesso Brugnaro a sottolineare la necessità immediata di avviare iniziative di tutela dell'immagine, del patrimonio e delle operatività delle società coinvolte, richieste di dimissioni si sviluppano anche in questi filoni di indagine, quelli delle partecipate. Come Consulta Civica Veneziana e Sportello Sociale abbiamo deciso di chiedere le dimissioni della direttrice generale di Insula, la dottoressa Bolognin, dopo i fatti intercorsi nello scandalo veneziano che ha colpito anche tutte le partecipate annesse al Comune di Venezia. Abbiamo deciso di chiedere alla direttrice di Insula di fare un passo indietro nel bene dei lavoratori che lavorano all'interno di Insula, ma anche e soprattutto per il bene degli inquilini che abitano negli alloggi di proprietà pubblica del Comune di Venezia. Secondo la Consulta Civica Veneziana e lo Sportello Sociale, la città attraversa un grave periodo sul fronte della residenza pubblica, sia per quanto riguarda la presa in carico delle problematiche di inquilinato che su quello di manutenzione e messa in sicurezza degli immobili. Che fine farà la residenza pubblica e tutte le manutenzioni programmate per conto di Insula? E che fine farà il famigerato e sbandierato piano casa messo in atto dall'assessore tempo indietro
il quale prevedeva tutto un recupero manutentivo e la successiva assegnazione mediante bandi di un cospicuo patrimonio abitativo nell'arco temporale che andava dal 2024 al 2026. Noi chiediamo si faccia chiarezza e, se serve, si faccia anche un passo indietro. Passato un emendamento che mette fuori legge l'uso, il consumo, la produzione della canapa light, potrebbe essere, sarà un duro colpo per molte aziende che si occupano di canapa light, che ricordiamo non è uno stupefacente, viene usata per fini terapeutici. Ci dice tutto da Padova Francesco Rattai. Sì, buongiorno. C'è un comparto che rischia di essere spazzato via, è un comparto agricolo, quello dei coltivatori di canapa. Un decreto legge, un decreto ministeriale mettono a rischio questo settore. Ce ne parla Cristina Guarda, che è neoeletta europarlamentare con Alleanza Verdi Sinistra Europa. Onorevole, cosa sta succedendo? Ecco, con i Verdi europei stiamo facendo un'azione in contrasto al governo Meloni, che in questo momento sta mettendo in ginocchio l'intero comparto della produzione di canapa con due atti. Un decreto ministeriale che inserisce l'estratto di CBD, e quindi il CBD, il cannabidiolo, che ha evidenti effetti benefici per la salute e utilissimo appunto per la prevenzione di emicranie piuttosto che di altre patologie croniche, ma appunto non deriva da droghe, non deriva da sostanze che sono droghe, e lo inserisce all'interno della tabella dei farmaci che derivano invece da piante come appunto la cannabis con THC, che invece ha un effetto psicotropo. Dobbiamo ricordarci che il cannabidiolo è stato classificato dall'OMS fino alla Corte di Giustizia europea assolutamente una sostanza che non dà effetti psicotropi, non deriva quindi da una sostanza drogante e di conseguenza può essere utilizzata, e metterlo all'interno di questa tabella può dare danni incredibili al settore e come dire, sembra un vantaggio dato al mondo farmaceutico o addirittura al mondo della vendita illegale di droghe, che appunto in questo caso deve essere invece combattuto attraverso un'operazione di normalizzazione dell'utilizzo del cannabidiolo. E il secondo atto invece è un atto che è un emendamento che è stato approvato in commissione intanto, per cui non è ancora legge, ma andrebbe a mettere in ginocchio l'intero settore produttivo della canapa, perché impedisce formalmente l'utilizzo della parte più remunerativa della canapa, l'infiorescenza. È come se essenzialmente del mais consentissero di utilizzare soltanto non so, la pannocchia, e considerassero invece una droga e quindi una sostanza illegale tutto ciò che deriva dall'utilizzo dello stelo, per cui tutto il ceroso eccetera. Per cui è un'assurdità scientificamente imprecisa e assolutamente antiscientifica, ed è una lotta che mi sembra davvero sia più a vantaggio di alcuni settori lobbistici, addirittura nel settore appunto della vendita illegale, e non invece a vantaggio di una produzione sana che fa bene alla salute, fa bene addirittura all'ambiente, e è il settore che sta crescendo di più, del 36% dal 2016 ogni anno fino al 2019. Ecco, un comparto, quello agricolo, della coltivazione di canapa, molto presente nei nostri territori, da Belluno, Rovigo, nel Veronese, nel Padovano, ma anche nel Trevigiano e nel Vicentino, un po' dappertutto insomma. Ecco, l'onorevole Guarda ha portato anche dei prodotti che sono fatti con la canapa e non sono chiaramente dopanti, sono privi del principio attivo che è il THC, che è la sostanza che fa male. La coltivazione di canapa è una coltivazione anche storica sui nostri territori, le corde sono fatte di canapa, sono molte le cose che sono a rischio in questo momento. Quindi diciamo che il governo attacca l'utilizzo dell'infiorescenza, ma così facendo mette una croce sopra sull'intero utilizzo della pianta della canapa, dai semi fino allo stelo, che vengono tipicamente utilizzati per produrre farine, da cui si realizzano per esempio pasta, piuttosto che cracker, piuttosto che anche l'olio di semi di canapa, utilizzato moltissimo anche con uno scopo, come dire, come se fosse un integratore per stare un po' meglio, per gestire dolori articolari piuttosto che altri tipi di dolore cronico. Poi invece c'è l'infiorescenza, che è quella che viene venduta al momento esclusivamente con scopo tecnico e viene utilizzata
utilizzata per estrarre il CBD, che viene invece utilizzato maggiormente per prevenire delle situazioni anche di dolore cronico. Io per esempio soffro di emicrania cronica e utilizzo da 4 anni questo olio concentrato CBD per cercare di gestire meglio il mio dolore. Ecco, in tutto questo il principio è: ogni intervento che viene fatto a danno di questa pianta dell'utilizzo dell'infiorescenza è un atto che viene fatto in contrasto a tutte le piccole e medie imprese che stanno investendo in uno dei settori che in Italia è tra i più rischiosi, perché il continuo cambio di opinioni da un punto di vista legislativo, politico, per trovare dei capri espiatori per magari nascondere altri atti, ecco, tutto questo cambio di rotta rende questo investimento molto pericoloso per l'imprenditore stesso. Ecco, molto chiaro, ringrazio l'onorevole Guarda. Insomma, il messaggio è: cerchiamo di non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Esattamente. Grazie Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. 17 sindaci tra trevigiani e padovani si erano riuniti per chiedere interventi dopo i danni provocati dall'alluvione di maggio e si erano riuniti a Campo San Piero. È arrivata una prima risposta del governo. Sabato scorso i 17 sindaci dei comuni tra Padova e Treviso interessati dall'alluvione del Muson dei Sassi e della Venale dello scorso maggio avevano presentato le istanze per richiedere risarcimenti per i cittadini e le attività produttive, nonché interventi rapidi per mettere in sicurezza i 2 corsi d'acqua. È arrivata la risposta da Roma con un ordine del giorno della Lega approvato nel DL Ricostruzione. Si è ottenuto l'impegno del governo a prendere iniziative per accogliere le richieste dei sindaci sui ristori e sulla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite. Il presidente Zaia ha già chiesto e ottenuto la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti, hanno dichiarato i deputati trevigiani della Lega Ingrid Bisa, Gianangelo Boff e Dimitri Coin. Le amministrazioni comunali e la popolazione aspettano solo l'ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile. Ora servono misure economiche di sostegno con poteri e risorse al commissario per interventi strutturali. Anche il senatore padovano Antonio De Poli si è mosso. Presenterà un'interrogazione infatti al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci per chiedere di definire al più presto le procedure per la richiesta dei ristori, considerando che solo i 3 comuni più colpiti, Campo San Piero, Asolo e Castelfranco, hanno subito danni pari a 70 milioni di euro. Andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è una pioggia di critiche sui social riguardanti le liste d'attesa, le lungaggini alla ULSS 7. Problemi e criticità nella sanità locale, un tema che ha visto in questi anni scendere in piazza cittadini, personale sanitario e politici per chiedere una sanità migliore e per lanciare un grido, anzi un coro d'allarme che riguarda liste d'attesa, lungaggini, esami e visite non fissate e poi spostamenti chilometrici da un ospedale all'altro dell'ULSS 7. Un racconto che trova riscontro nelle migliaia di firme ai banchetti, nelle segnalazioni ai nostri microfoni, nelle tante testimonianze raccolte da Rete Veneta e quasi giornalmente anche sui social, come nel caso di questo post pubblicato sul gruppo Bassano Senza Censura. Un utente scrive, allegando la foto della sua impegnativa: dopo 16 mesi sto ancora aspettando per una visita. Siccome quel giorno il medico non c'era, dovrò aspettare un altro anno? Comunque, se pago il posto entro qualche giorno, me lo trovano. E a pioggia sono arrivate decine e decine di commenti di utenti inferociti. Non sei l'unico, io ho la stessa visita a Marostica il 10 aprile, una decina di solleciti e sto ancora aspettando. Io è da maggio 2023 che aspetto una visita urologica, se può consolarti. Ero in lista d'attesa per mio figlio più grande dal 2022 e ci avevano chiamato qui a maggio 2024 e gli ho detto che ora non me ne faccio nulla. Marzo 2022, eco entro 60 giorni. Chiamata ad aprile 2024, 2 anni dopo e logicamente nel frattempo a pagamento ne ho già fatte 2. Mio marito ha fatto una visita a settembre 2022, doveva rifare tutto entro settembre 2023.
e deve ancora essere chiamato. Oramai siamo a settembre 2024. Io l'ho fatta a maggio dello scorso anno, dovrei farla una all'anno. Mi è stata fissata per agosto 2025. E allora sentir parlare di liste d'attesa quasi azzerate è una versione dei fatti che, a quanto emerge dal malumore della gente, sembra davvero lontana dalla realtà. Servizio di Alex Giuliano, vediamo dal Corriere delle Alpi l'avvistamento di 2 orsi nel Feltrino immortalati dalle fototrappole, l'esemplare individuato domenica nella zona di Ponti, in un'area lontana dalla ciclabile. La segnalazione segue quella di Seren del Grappa, dove c'è l'altro plantigrado, e continuano le predazioni sull'altopiano. Qui siamo a Malgamazze inferiori. Si dice che il colpevole non torni mai sul luogo del delitto. La regola vale, ma non sempre, per gli esseri umani. Di sicuro non vale per i predatori selvatici che scorrazzano sull'altopiano di Asiago. Ad appena un paio di settimane di distanza è ancora il territorio di Malgamazze inferiori ad essere colpito da un assalto notturno a uno degli animali che era al pascolo. Parlare di convivenza tra prede e predatori è di fatto impossibile. Coloro che fanno vivere la montagna con le attività di allevamento, agriturismo, produzioni casearie sono ormai esasperati. I sistemi di difesa e tutela, pur adottati, si sono rivelati insufficienti e inefficaci. Manze, vitelle, asini e di recente anche i poni subiscono assalti pressoché quotidiani che lasciano non solo le carcasse sui pendii dell'altopiano, ma anche uno scoramento sempre più profondo, ormai senza fine. Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del rinnovato Consiglio dell'Unione Montana Bassanese. Sentiamo Mirko Cavallin. L'Unione Montana Bassanese è l'organismo sovracomunale che comprende i territori di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano Dezzelino, Solagna e Valbrenta. Svolge per statuto l'esercizio associato di funzioni e servizi, principalmente quello della polizia locale e la promozione dello sviluppo socio-economico delle aree montane. Dopo le elezioni amministrative della tarda primavera c'è stato il rinnovo degli organi, giunta e consiglio, anche se ancora il sito ufficiale non è stato aggiornato. Per Bassano ne fanno parte, oltre al sindaco Nicola Finco, nominato presidente, i consiglieri Pavanna, Remonato e Retinò per la minoranza, Caron, Schirato, Faccio, Bindella, Bertuccio e Pietrosante per la maggioranza. Quest'ultimo ha deciso nella prima seduta del rinnovato Consiglio di astenersi sul voto riguardante una variazione di bilancio. È giusto che tutti quanti i consiglieri, come deve avvenire sempre ovunque, debbano assolutamente vigilare, vagliare e confrontarsi poi con i colleghi con largo anticipo, insomma, nella visione di certi documenti. Quindi nessuna critica politica, come ho dichiarato in sede di dichiarazione di voto, nessuna polemica amministrativa, ma soltanto, insomma, una libertà a seconda dell'esercizio delle funzioni del consigliere comunale. L'Unione, tramite apposite convenzioni, svolge servizi di polizia locale e amministrativa anche per conto dei comuni di Borso del Grappa, Cartigliano, Cassola e Mossolente, ma secondo Pietrosante potrebbe esserci uno squilibrio. In questi 5 anni sarà mio compito sorvegliare se i servizi che si garantiscono all'Unione non facciano mancare altri servizi a Bassano del Grappa e soprattutto se vi è una equa distribuzione nell'erogazione dei servizi con i comuni partecipanti. Il dubbio è se la città di Bassano, di gran lunga la più grande tra quelle aderenti, sia in qualche modo penalizzata. Bisogna garantire servizi e bisogna vedere se l'Unione Montana non tolga appunto dei servizi importanti a Bassano come la sicurezza. Un minuto di pubblicità e torniamo da voi. Ripartiamo con l'impresa di Elia Favaro. A 31 anni, pensate, ha attraversato 2 volte l'Atlantico in solitaria in barca a vela. Sentiamo Edi Kalima. Bentornato! Mette i piedi a terra al porto di Caorle, dove era partito dopo 2 anni di navigazione in solitaria. Elia Favaro, 31 anni di Salgareda, ha superato la sfida: attraversare l'Atlantico andata e ritorno a bordo della sua fedele Coconut, barca a vela da 10 metri. L'idea era quella di attraversare l'Atlantico, essendo che non è così facile, ho pensato parto e vedo dove arrivo. E sono arrivato abbastanza distante. 2 anni di viaggio
La barca l'ho comprata nel 2021 e dopo ho praticamente passato un anno a risistemarla, a prepararla per l'avventura. E nel 2022 sono partito, ho attraversato il Mediterraneo passando per Grecia, Sicilia, Sardegna, Baleari. Una passione ereditata dal padre e alimentata dai libri scritti da grandi navigatori che nel tempo hanno intrapreso viaggi eroici. Una traversata fatta da più di 20 giorni senza connessione, da solo in mezzo all'oceano, 17 ore al giorno al timone. Impresa che ha fatto toccare a Elia gli oltre 25.000 chilometri percorsi. Una solitudine che è stata una scelta. Un po' per la sfida, perché farlo in gruppo un po' è difficile per condividere gli spazi a bordo di una barca piccola e quindi secondo me era più semplice gestire solamente me stesso e un po' proprio per l'idea di sfida di dire riesco a attraversare un oceano da solo. Ma hai avuto paura però? Paura non ne ho mai avuta, ho sempre avuto molta fiducia nella barca, quindi sapevo che nonostante le condizioni meteo avverse, tempeste, temporali, onde di 5-6 metri, ero al sicuro. Probabilmente l'incontro più magico, che è il momento più bello di tutte le navigazioni, quando ho incontrato un probabilmente cucciolo di capodoglio di circa 9 metri che mi è passato sotto la barca 1 metro, credo, di distanza. E più o meno dov'eri? Ero perfettamente a metà Oceano Atlantico, a metà strada tra i Caraibi e le Azzorre, a circa 1300 miglia da terra, quindi 2500 chilometri da terra in mezzo al nulla. Tornato a Caorle e festeggiato da amici, parenti e dall'associazione Vivi la Vela, Elia pensa già al futuro. Un libro sulla sua avventura e un sogno nel cassetto. Come sogno mi piacerebbe navigare e attraversare il Pacifico. Complimenti a Elia Favaro e chiudiamo con una sottoscrizione pubblica con cui è stato adottato da un comune padovano un cavallo pronipote del leggendario Varenne, che è diventato cavallo da corsa superando un test a Cesena e nel giro di un mese dovrebbe partecipare alla prima gara. Il progetto per un cavallo del popolo è partito lo scorso anno e ha coinvolto il sindaco e un centinaio di cittadini di Galliera Veneta. Il puledro si chiama Goujon, è allevato da Filippo Lago nel paese padovano. La prova di idoneità, 1660 metri, si è tenuta sabato scorso in Romagna. Goujon, ha detto Lago, potrà correre la prima gara a 12 giorni di distanza dalla prova di qualifica. I circa 100 sottoscrittori avevano pagato una quota di 80 euro a testa per acquistarlo, ma dopo la qualifica il suo valore è sicuramente aumentato. Grazie a tutti per aver scelto Focus TG, grazie a Italo Morao e Francesca Pezzo in regia. Ci vediamo stasera a Focus, buona giornata.